Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Siamo tornati, le notizie della Sicilia, di nuovo con voi. Dopo 2 settimane di ferie meritate, torniamo online. Cos'è cambiato? Prima di tutto è avvenuto un gravissimo e orribile episodio di violenza sessuale che ha scosso Palermo e la Sicilia. Poi, per venire ai fatti della politica, il centrodestra siciliano non è più quello di 15 giorni fa. Sono cambiati gli assetti interni in vista delle europee, DC ed MPA sono sempre più vicini alla candidatura in Forza Italia e lo scontro sulle nomine è ormai al color bianco e gli incendi devastano ancora la Sicilia. Da oggi ci saremo di nuovo con lo spirito libero che abbiamo saputo dimostrare in questi anni. Chiuso ieri Trapani Birgi, la sfiga degli aeroporti siciliani. Il 2023 è stato l'anno orribile degli aeroporti siciliani. Ieri è stato chiuso e poi per fortuna riaperto in serata l'aeroporto di Trapani Birgi. Ai bordi dello scalo vi era un grosso incendio che ha coinvolto parte della pista. Tutti i voli in arrivo e in partenza sono quindi stati dirottati presso l'aeroporto di Palermo e solo in serata l'aeroporto di Trapani è tornato operativo. 50 incendi in Sicilia, mani criminali dietro i roghi. Oltre 50 incendi hanno devastato ieri la nostra isola in una giornata di forte scirocco. I danni maggiori in provincia di Trapani, ma i roghi hanno raggiunto quasi tutte le province siciliane. Circa 200 turisti a Scopello sono stati addirittura evacuati via mare con gommoni e una motovedetta della Guardia Costiera. La nostra terra è messa a dura prova da mano criminali, ha detto il presidente Schifani, che ha poi ringraziato tutti gli uomini e le donne impegnati nei soccorsi e nello spegnimento delle fiamme. Il centrodestra litiga sulle nomine. Ancora una pesantissima lite sulle nomine nel centrodestra siciliano. Con un'intesa tra il ministro dell'Ambiente e quello degli Affari Europei è stato nominato commissario straordinario per la depurazione l'ex parlamentare di Alleanza Nazionale Fabio Fatuzzo e il suo vice Toto Cordaro, ex assessore regionale. Su queste nomine è scoppiato il pandemonio. Prima la pesantissima dichiarazione di Schifani che contesta la mancanza di preparazione specifica dei nominati in un settore che necessita di forti competenze e poi a seguire quelle di tutti i partiti della coalizione regionale con l'ovvia eccezione di Fratelli d'Italia che difende invece le nomine con forza. I prossimi mesi si annunciano molto caldi. Cambia tutto nelle commissioni per l'invalidità. Forte stretta sulle commissioni per il riconoscimento delle invalidità civili con il nuovo regolamento dell'assessorato alla sanità. Dovrà essere garantita la rotazione dei componenti, i quali non dovranno avere rivestito cariche politiche nell'ultimo anno, né essere stati candidati né avere svolto cariche sindacali o attività per patronati. E ciò vale anche per congiunti o parenti fino al 2° grado. Inoltre i componenti non devono aver svolto l'incarico per più di 5 anni e i medici di medicina generale non potranno far parte di commissioni nel territorio dove svolgono la loro professione. Violenze sessuali, pena e controllo del territorio. Una breve riflessione sullo stupro della ragazza palermitana da parte del branco. L'abuso del corpo di una donna non ha niente a che fare con il sesso. È violenza allo stato puro ed è la violenza che più di tutte si avvicina all'omicidio perché punta all'eliminazione della vittima come persona. Per questo le pene devono essere altissime e non devono prevedere sconti e per questo occorre garantire il massimo controllo del territorio. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.